È tutto, ora la linea passa in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e approfondimenti dall'Alto Adriatico, dalla destra tagliamento. Grazie ai colleghi di Udine, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. L'ospite di oggi è Emanuele Prataviera, assessore provinciale di Venezia ed esponente della Lega Nord. Con lui parleremo insomma un po' di questi enti da salvare, da sopprimere, da cambiare o magari da modificare nelle funzioni. Il nostro ospite appunto Emanuele Prataviera su soprattutto questo problema insomma degli enti, delle regioni, le regioni a statuto speciale. È giusto che sopravvivano ancora? Sente anche lei questa concorrenza sleale che in qualche modo denunciano insomma i vertici regionali in questo momento da parte degli speciali, o no? Io credo che oramai l'acqua sia arrivata ai calzoni e nel momento in cui questo accade si avvera una profezia che era stata lanciata qualche decennio fa da un uomo che si chiama tutt'oggi Umberto Bossi, che diceva attenzione perché quando la locomotiva del nord, anche la locomotiva del nord, schiacciata da uno Stato troppo pesante cesserà di trainare il paese, allora dovremo per forza cambiare. Riusciamo a cambiare prima? Lui l'ha sempre chiesto, soprattutto ai cittadini del nord. I cittadini del nord hanno sempre risposto con una certa diffidenza, tranne negli ultimi anni. Oramai la patata era già bollita, adesso dobbiamo mangiarcela. Ecco, però queste specialità questo è il nodo. Dividono in qualche modo anche il nord, perché ci sono ovviamente due Padanie in qualche modo. C'è una Padania pur piccola, di piccole realtà, che hanno appunto delle specialità e che di fatto hanno già il federalismo. Se parliamo poi di Bolzano, hanno un super federalismo, stanno meglio che se stessero in Austria, no? Prendono il 120% di quello che versano, quindi stanno molto bene. Certo. E poi in realtà ci sono, ma per non parlare del Veneto, diciamo pure della Lombardia, motore economico dell'Italia, del nord Italia, che però non ha nessuna specialità ovviamente. Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, che sono le realtà che poi di fatto anche trainano tuttora il paese. Quindi c'è un divide et impera da parte di Roma anche con questo fatto. No, ma io sono contentissimo che iniziano ad arrivare questi segnali, non tanto nei confronti dei cugini del Friuli piuttosto di quelli delle province del Trentino e del Sud Tirolo, ma soprattutto perché questa è una materia costituzionale. Significa che se vogliono veramente passare dalle parole ai fatti, soprattutto i signori del PDL che vanno in piazza con la coccardina dei 150 anni d'Italia, devono mettere in mano la Costituzione. Mettere in mano la Costituzione significa cambiare l'assetto dello Stato. Cambiare l'assetto dello Stato significa forse fare finalmente gli interessi del nostro territorio. Io credo che se dobbiamo arrivare al pareggio di bilancio nel 2013, così come la manovra del governo di 8 giorni fa ha imposto di fare, è necessario assolutamente correre in questo tipo di direzione. Se il nord corre compatto riusciamo a scalzarci e a superare la crisi. Dico una cosa ulteriore, se mi è permesso. Io ormai non credo più allo Stato, non parlo in generale di quello italiano, ma tutto lo Stato occidentale, essendo inserito all'interno della NATO. Quindi in un sistema atlantico ben consolidato, un blocco che di fatto anche dopo la caduta del muro di Berlino esiste. Dopo Maastricht, dopo la moneta unica, di fatto lo Stato non ha più nessuna competenza sovrana all'interno del territorio. Quindi iniziamo a ragionare di relazioni economiche, iniziamo a ragionare di Mitteleuropa, iniziamo a ragionare di Europa dei popoli, perché questa è l'unica, credo, alternativa che possa far affrontare la crisi. La guerra in Libia, la crisi della Grecia e tutta una serie di altre questioni hanno forse dimostrato che questa solidarietà a livello NATO, a livello occidentale, insomma... Perché? Perché è sbagliato l'assetto, io ho detto. Non c'è, perché di fatto siamo imbrigliati da circa 20 anni, questi sono studiosi della scienza politica che lo dicono e economisti mondiali. Siamo imbrigliati in un sistema che divide le competenze tra quelle dello Stato e quelle dell'Europa. Di fatto non dà né pieni poteri allo Stato né pieni poteri all'Europa. Quindi noi dobbiamo decidere verso dove vogliamo andare. Lo Stato ha ancora un senso? Io non credo. L'Europa ha ancora un senso? Così non credo. Credo in un'Europa dei popoli, fatta da rappresentanti a Bruxelles, piuttosto che dove sia la sede del Veneto, della Lombardia, della Baviera, che vanno e decidono cosa fare. Eurobond sì, Eurobond no. Questa è una discussione che, se verrà assunta dagli Stati, andrà a totale svantaggio dell'Italia, andrà a totale beneficio di Francia, Germania e Inghilterra.